C'era una volta una città in cui tutta la vita sembrava scorrere in armonia con il paesaggio circostante. Ultima primavera silenziosa si chiama lo spettacolo perché è ispirato a Primavera silenziosa di Rachel Carson, considerata la pioniera del movimento ambientalista. Primavera silenziosa. Ah, poesia, e che se ne fa il mondo della poesia? Niente, assolutamente niente. Biosfera si occupa della conservazione della biodiversità e lo fa attraverso la divulgazione scientifica. Per noi è importante far arrivare il messaggio alle persone in tanti modi diversi. Per questo abbiamo aderito con grande entusiasmo alla proposta di Fondazione AIDA di partecipare alla produzione di Ultima primavera silenziosa, che rappresenta per noi naturalisti il modo per fare comunicazione della scienza. C'è nessuno là? Nessuno che mi sente? Lo spettacolo comincia su una zattera persa in un mare di plastica. Improvvisamente arriva qualcuno. È Rachel Carson, quella che arriva? Non si sa. Rachel. Ma dove siamo? Alla deriva. Tutta la scenografia che abbiamo qui intorno e sopra è stata realizzata tutta con materiali di riciclo, in modo che non vada veramente a finire questo mare di plastica nel nostro mare. Gli scienziati sono come e peggio dei poeti, parlano, dicono cose che non c'entrano assolutamente niente, leggono e pubblicano articoli che solo loro leggono. Per carità, io non so. E poi cosa hanno fatto per evitare che tutto questo capitasse? Niente, assolutamente niente. Era arrivato il benessere per tutti, chiaro. Benessere per tutti, certo. Fantastico, guardi dove ci ha portato il suo bel progresso. In un mare di detriti, di rifiuti di una civiltà scomparsa. Sì. Scusi.